Oggi si celebra Santa Flora di Cordova. Il nome Flora è di origine latina e significa fiore. Oggi, 24 novembre, si celebra la giornata mondiale dei gemelli siamesi. Su iniziativa dell'Arabia Saudita, le Nazioni Unite adottano da quest'anno la World Conjoined Twins Day. I gemelli siamesi sono una coppia di gemelli identici uniti in una parte del corpo dalla nascita. La stima del verificarsi di questo raro fenomeno oscilla tra una nascita su 50.000 ed una su 190.000 e probabilità maggiore per il sesso femminile. Questa celebrazione è volta all'aumento della consapevolezza sulla condizione dei gemelli congiunti per promuovere i loro diritti e la loro inclusione sociale. La scienza non aveva mai messo in discussione l'origine divina del mondo, fino alla pubblicazione dell'Origine della specie di Charles Darwin il 24 novembre 1859. Nel 2008 la Chiesa anglicana riconosce che la teoria dell'evoluzione di Darwin ha dato un nuovo corso alla scienza. Da quel momento ogni 24 novembre si tiene l'Evolution Day. Ma da dove si ricava l'idrogeno? L'idrogeno forma lo 0,15% della crosta terrestre e si ricava per lo più da combustibili fossili, in particolare da gas naturale. Uno dei metodi più usati è il reforming del metano. Il metano viene inserito in delle cisterne e viene in parte bruciato per fornire energia e in parte depurato. I vapori della reazione vengono appunto depurati e permetteranno di ricavare dell'idrogeno puro da poter poi utilizzare in vari campi dell'energia. Buon inizio settimana ai 12. La Luna oggi è seriamente in Capricorno e propone di inaugurare una settimana all'insegna di una certa produttività e di una grande serietà. Sole e Marte in Sagittario e Venere e Mercurio giocano in Scorpione in maniera segreta. Cosa accade nello zodiaco? Ariete, inizia una settimana per voi molto intrigante, visto che Mercurio e Venere tramano delle dolci trame d'amore alle vostre spalle. Sole e Marte sono dalla vostra parte a farvi forza, vigoria, presenza. Solo la Luna oggi è fastidiosa, una quadratura, umore un po' infastidito. Toro, per voi oggi invece la Luna è molto importante, da un trigono che serve un po' a placare le ansie che Urano ha riportato indietro e che Venere ogni tanto fomenta e sobilla, un po' più sicuri di voi. Del resto è solo un momento che stava per trasformarsi in positivo. Gemelli, il cielo è relativamente sgombro, solo da Sole e Marte ricevete un'opposizione, per cui semplicemente dovete darvi da fare, come sempre del resto. Cancro, il vostro cielo oggi gode di un Giove veramente spettacolare che tesse degli ottimi rapporti con tutto il resto dello zodiaco e che espande le vostre espansioni, vuole espandere amore, comunicazione, lavoro, sensibilità. Un'ottima settimana per voi. Leone, la giornata di oggi vede la forza del Sole e di Marte dalla vostra parte. La Luna è fin troppo distante perché voi ve ne curiate in qualche modo. Solo Urano tende a dare un leggero nervosismo, ma con tutta quell'energia di fuoco che vi regalano gli altri pianeti nel segno zodiacale del Sagittario sarà un gioco da ragazzi. Vergine, per voi invece la situazione è un pochino più stressante. Sole e Marte sono vostri nemici, ma Venere e Mercurio invece fidano di potervi far condurre delle transazioni diplomatiche in maniera molto intelligente. La Luna oggi è dalla vostra parte, anche l'umore risale. Bilancia, Luna in quadratura per voi oggi e Venere è un pochino nervosa data l'opposizione di Urano. Mercurio, tra l'altro, vi fa assistere a discorsi, a parole e a risposte che non sono propriamente armonici. Oggi una giornata, un lunedì di quegli tipo al lavoro.
Scorpione, per voi oggi Venere e Mercurio parlano d'amore, si collegano con Giove, con Nettuno e Saturno. Il vostro cielo zodiacale non potrebbe essere migliore per superare tutto quanto, soltanto una leggera ansia che da Urano, da quell'infelice ritorno in Toro. Sagittario. Per voi oggi è una giornata piena di azione, Sole e Marte fanno di tutto per dinamizzarvi. È il fatto che Urano abbia regradato in Toro e lascia il cielo libero. Venere e Mercurio però tessono trame d'amore un pochino misteriose. Capricorno, Luna oggi vostra ospite, quindi un umore abbastanza addolcito, anche perché Venere e Luna collaborano perché voi possiate essere un po' più sereni in amore e paghi di un ritrovato sentimento. Acquario, oggi la Luna vi rende sospettosi, dovete tentare di capire bene cosa succede intorno a voi. Venere e Mercurio dicono delle cose un po' antipatiche sui vostri ex, che alcuni di loro tentano comunque di ritornare, mentre invece Sole e Marte sono un allegra andante che vi dà energia e che vi fa contare sugli amici e sulla squadra. Pesci, giornata splendida per voi oggi perché Venere e Mercurio spingono Saturno e Nettuno nei vostri gradi ad addolcirsi, a fare meglio, a comunicare, e Giove che parla di tante belle cose. Anche la Luna che è in Capricorno vi fa da scudo. Oggi siete assolutamente intoccabili da qualunque forma di nervosismo. La parola zibibbo deriva dalla parola araba zabib, che vuol dire uvetta, e descrive il vino dolce che si ottiene. Il 24 novembre del 2014 a Parigi l'UNESCO ha inserito lo zibibbo di Pantelleria nella lista dei patrimoni immateriali dell'umanità. È la prima pratica agricola al mondo ad aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento. Quando qualcuno esagera e ha una reazione davvero eccessiva a un evento o a una notizia, possiamo usare l'espressione get a grip, letteralmente traducibile con tenere la presa, per dirgli di darsi una calmata e di stare calmo. Il matto di oggi è il pittore Henri de Toulouse-Lautrec. Dopo aver trascorso un'infanzia idilliaca nei castelli di proprietà della famiglia, vive un'adolescenza traumatica. 2 brutte cadute gli procurano la frattura della testa, del femore, di entrambe le gambe. Questo, sommato a una malattia genetica dovuta a quanto pare a matrimoni tra consanguinei, sarà per lui una condanna, rendendo il suo aspetto grottesco e cambiandogli radicalmente la vita. A Parigi frequenta la zona di Montmartre di degrado, dove eccentrico tra gli eccentrici si esprime totalmente. Lo si può infatti definire il padre della moderna pubblicità. La vita dissoluta presenta però il suo conto. La sifilide, l'abuso di alcol e droghe gli sono infatti fatali. Henri muore a soli 36 anni. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita è come andare in bicicletta. Se vuoi stare in piedi, devi muoverti. Buona giornata dalla vostra Martina.